uno scemo. Ma non per questo, non è tanto per chi l'ha fatto. Gianni Fiorellino. Ma non è tanto per chi l'ha fatto, è perché facendo questo e andando ad avere questi pensieri, la musica da qui a 40 anni andrebbe a finire, significherebbe non avere più musica e invece no, ma sai cosa? No, le risposte importante. le danno sempre il tempo, perché poi magari quelli così dopo un tot di tempo finiscono, chi rimane, chi conosce realmente la musica e chi magari la studia. Ma vedi, se Angelo, magari in un contesto di persone in cui conoscono la musica e ti parlano di musica, tu devi allontanarti, accantonarti, perché... cioè non sai di cosa si sta parlando. Bravo. Condivido non è pienamente, bello, condivido pienamente. Ma tornando a noi, abbiamo raccontato come nasce la parola, scusatemi, la canzone Fumo, come nasce la canzone Se tuo marito sapesse, abbiamo raccontato della prima volta che sei andato in America, di quello che è successo, ma c'è un grande artista che ha fatto la storia nel campo della musica napoletana, stiamo parlando di Mario Trevi. Sì, certo. Mario Trevi, cosa ha pensato lui della canzone Fumo? Allora, quando uscì Fumo, io andai insieme a Ignazio Lo Faro, il genero di Sant'Onofrio, a Napoli. Io a Napoli non c'ero mai stato, non è stato mai un mio campo di battaglia. Andai lì e c'era questo signore seduto e c'eravamo questi ragazzi e lui non che giudicava, però siccome lui è uno che è un perno, sa quello che dice, allora tu puoi cantare, tu non puoi cantare, tu devi fare questo, proprio glielo diceva in faccia. Sì. Ho detto, e questo ora appena arriva da me, che mi dirà? Spaventato, ascoltò la canzone e mi disse, beh, la lingua ancora è un po' imperfetta, però questo brano resterà nella storia. Lui ti disse questo? Sì, e questa cosa io me la ricordo ancora. Difatti, quando abbiamo fatto l'intervista al fratello Franco Moreno, Sì. io gliela dissi questa cosa qua, che lui non sapeva. Non sapeva la storia, Sì. che tu appunto... E questo brano lui la sentenza me la buttò. ebbe ragione anche lui a quell'epoca. Quindi diciamo che comunque Angelo Mauro, siciliano, lavorava con tutti gli artisti. Ovviamente la lingua madre è il siciliano, è normale che comunque... Noi siciliani abbiamo preso una lingua non nostra, Sì, l'abbiamo fatta nostra, è vero. perché noi abbiamo, se andiamo indietro con gli anni, il regno delle due Sicilie, ok? Sì. Ma abbiamo troppe somiglianze con i napoletani, come mentalità, come mangiare, Ma anche come calore, proprio di persone, siamo molto simili, e abbiamo anche la storia. Certo. Prima di noi nacque il grande Toni Bruni, Sì, siciliano, certo. Carmelo Zappulla, certo. e tanti altri cantanti, e poi siamo nati noi. Però dico, questo filone c'è sempre stata, questa mentalità siciliana. Ma diciamo che la Sicilia con la Campania, con Napoli sono molto unite. Certo, sono tipo sorelle. anche mentalmente. Ma tu vedi, quando ci si incontra ci si riconosce anche, perché proprio ha calore, ha sensazione. Poi Certo, abbiamo la nostra bella Etna, lì ci sta il Vesuvio. Meglio di così come ci possiamo unire. Meno male che il Vesuvio è spento. Sì, il acceso, nostro continua il nostro è bello caloroso, proprio bello caloroso. E quindi diciamo che questo è stato il pensiero che ebbe Mario Trevi. Ma diciamo che c'è appunto la Calabria. Parliamo un attimino della Calabria, soffermiamoci in Calabria, perché lì Angelo Mauro, lo possiamo dire, tu sei il loro dio per quanto riguarda la musica. In Calabria Angelo Mauro... Oddio. Sei il cantante più richiesto, sei a casa tua, diciamo che è la tua seconda casa. Sono rimasto, il nome mio rimarrà per sempre, perché incidendo dei 4 CD in lingua calabrese che nessuno mai ha fatto. Adesso mi racconti anche come ti è venuta questa idea di incidere. No, è stato un discografico, Natale Centofanti, di Reggio Calabria. Disse, visto che Angelo Mauro fa fortissimo, perché non incidere dei brani in lingua calabrese, che lui è molto amato e verrà accettato,
perché è difficile cantare E in infatti calabrese. perché diciamo che il napoletano e il siciliano, bene o male, ma il calabrese ha un dialetto molto particolare. Certo, perché poi cambia, il catanzarese cambia dialetto, il cosentino cambia, il villaroto cambia, nella piana di Gioia Tauro cambia. È un po' come la Sicilia, che c'è il Certo, catanese, Palermo, il palermitano, Messina, il certo, siracusano, quindi certo. ogni paese, ad esempio noi diciamo Carusi, a Palermo si dice aiutatemi, aiuto, fino a 2 secondi fa ce l'avevo in mente, Vabbè, neanche a me mi viene in mente. Vabbè. un attimo aiutatemi, scrivetemelo su TikTok come si dice. Allora, voglio raccontarti dimmi. la prima volta che andai. Picciotti. Ecco, Picciotto. La prima volta che andai in Calabria. Sì. È stato un paese, adesso non ricordo dove. Non conoscevo la Calabria. Sì. Completamente, non ero mai uscito fuori dalla Sicilia. Andai in Calabria. Quindi la Calabria è stato il primo luogo che tu hai visitato al di fuori della tua Sicilia? Sì. Quindi sì. la prima, diciamo, uscita fu in Calabria. La prima uscita. E non sono stato completamente acclamato, neanche un applauso. Zero. Niente. Raccontami, sei arrivato sul palco? Signori, Angelo Mauro, venivo dalla Sicilia che già Avevi andavo. già una posizione? Avevo già una posizione artistica, ma lì niente, un poveretto solamente. Si sentivano i grilli che Basta. faceva tipo film. Io cantai lo stesso, però andai era tristito. a casa. Vabbè, ho detto, e invece dopo 7-8 mesi, così, quasi un anno, ritornai in un paese, in una bella città, una delle più belle città della Calabria, si chiama Bagnara Calabra, ed è subito appena esce da Villa San Giovanni, 20 minuti scende al mare, è un qualcosa di bello. Angelo Mauro la Calabria la conosce in maniera dettagliata, ragazzi, avete bisogno, rivolgetevi a lui, ecco. Andai in questo paese a cantare. Ragazzi, ho visto una trasformazione di persone, di successo, niente, qualcosa penso, restai a bocca aperta, disse: cosa è successo? L'anno scorso, niente, qualcosa di, se lo voglio dire, è come se mi vanto. Sì. Io sono un tipo che non mi vanto tanto. Lo so, ti conosciamo, lui non dice mai niente, lui sta sempre in silenzio. Io sono quello, io sono completamente, no. Lo so, ti conosciamo. E da lì è nato tutto. E da lì poi, perché la Calabria è grande, non so certo. quanti paesi e città ci sono. E da lì poi incominciò tutto. Ci fu Milano, Torino, America, Australia, Cuba, non parlando dell'Europa, giusto? No, qui in questo caso stiamo andando fuori. Certo che andare a Cuba, cioè in America forse è il luogo più bello dove un artista può arrivare a cantare. Certo. Oppure, ecco, nello specifico a Sydney. Sydney è l'Australia. Ah, quella è in Australia, scusatemi, io sono un po' ignorante in geografia. Qual è il concerto più bello dove hai avuto più emozione? Allora, l'America, l'Australia. L'Australia? Sì, perché in Australia ancora piangono per la bandiera. Ecco, qua siamo. Qua dove sei? Ecco, qua sono a Sydney. A Sydney, in Australia. In Australia, nel club Marconi, che è il club più importante che c'è in Australia. Da lì sono passati tutti i più grandi artisti italiani, americani, australiani, da tutto il mondo. Sono assieme con un grandissimo attore comico cabarettista, Mimmo Tiramisù. Eccolo, un grande, proprio questa è la foto di cui stiamo. Come sei arrivato qui? Raccontami, chi ti ha, cioè, Allora, chi ti ha... Questa è di ora, giusto? Questa è recente, questa è stata 3 anni prima del Covid. Prima del Covid. Ma quando io è andai stato, se non sbaglio, il periodo di Natale, Capodanno, può essere? Perché mi ricordo che noi abbiamo fatto un collegamento con te. Sì, ho fatto il Capodanno a mare. Io mi ricordo benissimo. Perché lì Capodanno è estate, esatto, e l'inverso. Io mi ricordo benissimo perché lui era lì e noi avevamo fatto i collegamenti con Skype, se tu ricordi, sì, e io lo prendevo in giro e gli dicevo: Angelo Mauro, portami un canguro, voglio il canguro, perché in Australia. E sono qui assieme con l'amico mio Mimmo Tiramisù, bravissimo cabarettista calabrese, ha fatto anche lui un grande successo. E questo club, la prima volta che andai in questo club, torniamo indietro di 20 anni, giusto? Ok, questa è quella recente, però noi adesso senza soldi, dico la verità. Andai senza soldi, sì. Perché l'impresario mi disse: guarda, per farti conoscere, sai, però ti
paghiamo il biglietto e tutto. Io andai. Zitto zitto, ho detto chi se la fa scappare questa occasione. Andai anche perché Uno più giovane anche la voglia. Ecco, stavo per dire questo. Non è un luogo che si visita tutti i giorni. E poi andai tante altre volte in Australia, come Angelo Mauro proprio. La prima volta che sei andato lì, senza soldi, senza niente, cosa è successo ad Angelo Mauro? È successo che ero assieme ad un altro cantante. Ero insieme ad un altro cantante italiano che lui fece Sanremo, adesso non voglio dirlo per... Te lo dico io? Ah, ok, va bene. E lui era l'ultimo che usciva, no? Sì. Sai com'è finita? Che dovevo chiudere io. Hai capito? Dall'ospite alla serata divenne quella di Angelo Mauro. Queste sono soddisfazioni grandi, sì. Angelo. Queste sono le cose più belle. Comunque una carriera piena di eventi e di racconti possibili da fare, perché ci sono... Ne avrei tante cose da dire. C'è davvero una storia dietro. Invece ritorniamo un pochino indietro, perché tu hai inciso fra i 100 album, sì. oltre quelli calabresi di cui abbiamo parlato, ci sono anche degli album che tu hai dedicato agli anni 60. Sì, perché allora Canale 5 ha avuto l'idea di trasmettere, far ritornare indietro e far ricordare ai giovani d'oggi che esistevano anche gli anni 60. Allora la mia casa discografica ebbe l'idea, dice: perché non facciamo un CD, un album dedicato agli anni 60? E lì ci fu un'esplosione con quella Spina e una Rosa pazzesca. E da lì poi abbiamo fatto il secondo, il terzo, Stesso Sole, Stesso Mare. Quanti sono quelli dedicati? 4 album. Quindi sì. 4 calabresi, 4 agli anni 60, poi c'è anche Angelo Mauro che canta in siciliano però. Sì, perché io incominciai a cantare a 8 anni, il mio primo disco, avevo 8 anni. Quindi, come Angelo Mauro, no, era Maurizio, il piccolo Maurizio. Quindi diciamo che comunque, anche se tu nasci come batterista, a 8 anni hai sempre cantato, hai registrato questa cassetta. Un disco, un 45 giri. Te la ricordi ancora la canzone? Sì, si intitolava Il figlio abbandonato. Era una storia che allora andavano forte queste cose, cantastorie, no? Sì. E io cantai questo brano, poi incisi altri brani in siciliano, sempre piccolino, Amori Picceridro, che ero piccolino. Delle belle storie. Io volevo farti un'altra domanda, perché si è parlato e comunque ancora tutt'oggi si menziona un festival molto importante che andò in onda su Rai 1 ed è ovviamente il Festival Napoletano. Ah sì, anni fa. Tanti anni fa. Questo è un festival di cui tutti parlano, tutt'oggi raccontano, lo nominano più, spesso. Perché non ritorna più. Esatto. Tu hai deciso di non andare? Non sono stato io, è stata la mia casa discografica, perché allora si pagava. Ah, ok. Chi andò in questo festival, al festival della musica napoletana, che andarono in questo hanno pagato. Ah. Sì. La mia casa discografica allora disse a questo signore che l'aveva in mano questo festival, dice: no, ma guardi qua, ho cantanti che stanno volando tipo Angelo Mauro, altri cantanti, non mi interessa pagare tutta questa cifra per quando una in realtà dovrebbe essere lui quello pagato, perché insomma tu eri già affermato. Però poteva avere anche un passaggio, però non sono andato solamente perché si pagava. Allora la mia casa discografica non accettò questo fatto e io non andai. C'è qualcosa di cui ti sei pentito, che non hai fatto magari? Qualcosa che se potessi tornare indietro cambieresti? Qualcosa? Nella musica? Certo, sempre no. Angelo, non mi permetto di entrare nel personale, poi se vuoi entrare nel personale raccontiamo anche le tue cose. No, in questo caso stiamo parlando di musica. Se c'è qualcosa di cui tu ti sei pentito, di non aver fatto un evento particolare, no. Quindi soddisfatto al 100% di tutto quello che... Quello che ho fatto io non è facile. Sarà stata la fortuna, sarà stata la bravura, questo non lo so, però ci vuole anche la fortuna. Però tutto quello che ho fatto lo rifarei. Tutto, dalla prima all'ultima cosa? Sì. Quindi non c'è... anche perché ho avuto anche una bella famiglia che mi ha appoggiato. Sempre sostenuto, certo, ma diciamo che comunque io ho una famiglia sana, non è a Dio. Facile. Anzi, io saluto tua moglie, Lucia. grazie insomma tutti. È nato il mio nipotino in Germania. E gli mandiamo Leonardo, un bacio, finalmente è
arriva, sai che non sapevo, auguri nonno. Grazie. Saluto anche gli altri miei nipoti, Ovvio. Martina e Matteo. Allora, questo parto lo attendiamo da tanto tempo, perché come ho detto prima con Angelo c'è un bellissimo rapporto e già noi quest'estate ne parlavamo, raccontavamo. Finalmente il piccolo è arrivato, l'importante è che sta bene, che tua figlia sta bene, insomma l'arrivo di un maschietto in famiglia, anche se tu La già di Fedruzzo ce maschietto l'abbiamo. ma anche il maschietto c'era. Certo, c'è Matteo. Insomma, c'è anche lui. Ormai quello è fidanzato. Non scherzo. Dai, ancora no, piccirillo, non me lo fare già fidanzato, che se ti sente tua figlia ti dice già me lo vuoi togliere. Che poi lui ha parlato di questa cosa della famiglia ed è molto importante, perché per una moglie le figlie che lo sostengono, e credetemi che lo sostengono, anche perché Angelo ci tiene tantissimo al suo lavoro, nel senso lui non è mai quello dell'ultimo minuto. No. Lui quando sa che ha una serata si organizza prima, parte prima, fa tutto con i tempi, perché oggi domani c'è un imprevisto, lui sa che deve arrivare, questo lo posso Beh, dire ma anch'io. È una cosa, è un fatto di DNA. Anche Sì. mio padre era così. Era così? 2 giorni prima si organizza, Angelo. Me lo ricordo. Sì, anche tu ti ricordi questa cosa? Qual è la cosa che ti ricordi di più di tuo papà? Quando finiva di mangiare, si metteva nel salotto, si prendeva il mandolino e suonava. Poi venivano gli altri, il chitarrista, il fischiettaro e suonava. All'epoca stiamo parlando della musica siciliana, quindi gli strumenti erano diversi, il fischiettaro, il famoso friscaletto siciliano, il sì. friscaletto siciliano, poi c'era anche Le quello, nostre vere origini. perché quelle sono quelle siciliane, come le origini calabresi non sono le, no, No, l'origine calabrese è il tamburello, il tamburello, l'organetto. ok. Lì è tutta la musica più veloce, più veloce, molto più Diversa veloce. dalle nostre tarantelle. Noi abbiamo la tarantella più armoniosa, cerchiamo più l'accordo pazzesco, più l'accordo bello. Lì invece 2 note. E suonano, e si suona. È bella, è genuina. È allegra, è fresca, È allegra. diciamo che Poi forse c'è anche la tarantella zingarota dei zingari calabresi, che è bellissima. di far ascoltare. Hanno una cultura bella. Vedi, questa è proprio la conoscenza della musica, ed è qua quando Angelo magari si sofferma a dire che un cantante deve conoscere la musica. Io suono in una delle più grandi orchestre della Ecco, Sicilia. quest'altra cosa la volevo dire. Raccontiamo anche questo grande tuo amore, perché nonostante tu sei un cantante, l'amore per la musica, oltre che il mandolino, no? E tutto il resto tu ce l'hai sempre comunque. Nasci come batterista, la cosa del mandolino, ma tu, a parte Angelo Mauro che conosciamo, sei sempre dentro la musica. Ma io la mattina mi alzo e scrivo musica. Ora sto componendo un brano per mandolino, però un brano che non è né tarantella né valzer, è una musica classica particolare, da salotto, Sì. per mandolino. Io mi alzo la mattina alle 6, 6:30 di mattina, apro lo studio. Ti metti lì e il tuo mondo, è la tua vita. È la mia vita. Io spero che qualche nipote mia nipote o mio nipote, quello nato ora nuovo o quello già che c'è, che prenda la mia strada, perché guarda, ne È un sarei peccato. orgoglioso. Ma più che altro, sai cosa? Perché è un fatto ereditario, capito? Certo, il tuo papà l'ha trasmessa a te e tu magari la trasmetti, anche perché tu hai avuto 3 femminucce. Certo. Quindi certo. sei un Però maschietto sono molto musicali. C'è mia figlia Lucia. Sai, lei è un avvocato, Sì, è un lei avvocato affermato, civile e penalista. Esatto. Però lei cantò con me insieme quando era piccola, Piange il telefono. Sì. Ed è lei. Ed è Era lei. piccolina, oggi 36 anni. Oggi non è più piccolina, anzi possiamo dire che per fare il lavoro che fa ci vogliono no, è abbastanza quindi molto quotata, abbastanza quotata. Non ti puoi assolutamente lamentare, però ritornando al discorso che hai fatto tu, è quasi un peccato un po' andare a perdere quelli che sono i reali strumenti per magari fare altro, no? Quindi ritornare al mandolino, tutte queste cose sarebbe una cosa bella. E io suono con una delle più grandi orchestre della Sicilia, di Taormina, orchestra al pletro, Sì. diretta dal maestro, non mi sta venendo in mente. Vabbè. Appena ti arriva lo dici, quindi mi ricordo perché c'è stata una domenica che noi dovevamo venire lì a Sì. Taormina a vederti, quindi diciamo Pellitteri, ecco, il maestro Pellitteri. che se ci sta guardando noi salutiamo davvero Da con Taormina, piacere. che il papà era un famosissimo fisarmonicista che
suonò per tanti cantanti siciliani, famosissimo il papà. Quindi diciamo che la vita di Angelo Mauro non solo come cantante, no, ma anche come musicista affermato. A breve laurea appunto anche dal musicale per quanto riguarda il mandolino. Musica classica però. Perché c'è anche la moderna, cioè si può fare sia moderna che classica? No, in conservatorio solo classico. Infatti per questo non esiste chiede nel conservatorio la batteria. Okay. Esistono le percussioni, la ritmica, ma non la batteria per come la intendiamo noi, pum, pa, no. È tutto un genere diverso? Sì. Solo musica classica, Beethoven, Chopin, musica classica da camera, queste cose qua. Quella proprio musica del 400, del 500. Voi saresti voluto nascere in un'epoca diversa di quella di oggi? Bravo. No, lo sai perché te lo chiedo? Bravo. Perché in base a come parli, in base a come ti descrivi, e soprattutto ai riferimenti che fai capire tante cose. Io volevo nascere, o se no ritornare indietro, se è vero che si può ritornare indietro. Se un domani inventeranno la macchina del tempo. Ma già c'è, ma non ce la fanno vedere a noi, ma c'è. Io cambierei tante cose. Io ritornerei indietro perché noi abbiamo avuto. Allora, tu sai, il mandolino, c'è una guerra. È nato a Napoli o in Sicilia? In Sicilia, vero? Questa cosa l'ho sentita. Questa cosa qua, questo diatrio, ecco. Sì. Però noi abbiamo avuto uno dei più grandi, forse il più grande mandolinista era catanese. Come si chiama? Giovanni Gioviale. Ok. È nato lui a Catania Centro. Ed è stato il più grande, uno dei più grandi mandolinisti, ed era catanese. Io volevo nascere in quell'epoca senza farmi vedere da lui, ritornando dal futuro, andando nel passato, vedendo quando lui comincia a suonare. Ha composto un brano che si chiama Biancuccia. L'hai mai suonato tu? Sì. E volevo essere lì presente, o se no quando è nato Beethoven, o se no quando Beethoven scrisse quel brano. La vita di Beethoven non è tanto bella, Angelo Mauro, però, Sì, però parlando musicalmente, sì, assolutamente. È stato il Beethoven, grande, insomma. Il più grande. Quindi saresti voluto essere lì. Se potessi utilizzare la macchina del tempo e ti chiedono dove vuoi andare o in che anno vuoi andare, tu diresti quando Beethoven andò a realizzare. O se no ritornando indietro negli anni a vedere mio padre da giovane. Questa è una cosa bellissima. Questo è un pensiero bellissimo. Senti, abbiamo un video da vedere che adesso la nostra regia ci manderà in diretta e tu dopo mi racconterai tutto. Che video è? Adesso lo scoprirai insieme a noi perché abbiamo preparato qualcosa. Bella! Però fatto in napoletano, ho dato un accorgimento in napoletano. Rose rosse tradotte in napoletano. Ascolta. Grazie. È una novità. Sì, ero su Rai 1 con Vediamo un pochino. Gigi Sabani, tu hai fatto un'apparizione qui, hai cantato Rose rosse. Rose rosse per te. Dal vivo siamo. Ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa. Emozionatissimo. Eri un po' più giovane, Angelo Mauro. Molto più giovane. D'amore non si muore. Ma qui non mi so spiegare. aspetta, voglio ascoltare la tua voce. Da quando t'ho lasciata sarà perché hai giù sbagliato. Ma io quanti capelli. Ecco. Ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché. Quanti applausi. Non ho altro che te. Allora, mi devi raccontare in questo video, a parte l'emozione di arrivare, qui sei stato invitato, mentre al festival si pagava, al festival della musica, qua non si pagava, qua sei stato invitato, sei stato richiesto. Come mai hai portato Rose rosse? Perché Gigi Sabani, grandissima persona, mi disse: mi devi fare un brano degli anni 60 perché mi piace molto gli anni 60. Vedi, ritornando alla domanda degli album perché degli anni 60. Un album degli anni 60, mi devi cantare Rose rosse. E quindi E la cantai, solo che io la cantavo originale un tono più alta. Ok, invece quindi ti hanno me l'ha fatto un tono più basso. Il tono più basso e mi sono adattato. Hai visto? Questo è quando si dice che la musica si deve perché conoscere. Non provato. avevamo provato tutto dal vivo.
E quindi questo è un altro pezzo di storia di Angelo Mauro, quando arrivò a Rai 1 con Gigi Sabani. Certo che comunque l'emozione di conoscere dei grandi tipo Gigi Sabani è tanta, no? Anche perché lì eri giovanissimo, eri piccolo, ancora era all'inizio. Sì, vabbè, ma io ho fatto un anno con i Cugini di Campagna, ho cantato con Toto Cotugno, con Albano Qual è l'emozione più grande che ti ricordi tutt'oggi? Ma vedi, io sono stato sempre di un parere. Tempo fa c'è stato un cantante che mi disse: ah, però se io cantassi con un cantante famosissimo, tremerei. Io non ho avuto mai questa cosa, no? Perché quando un Perché mi sono artista è sempre- sicuro di se stesso, che sa quello che può Ognuno dare, fa la sua parte. Esatto, quello è molto importante. Prima tu hai menzionato quelli che sono i tuoi impresari, che sono una parte importante della tua carriera. Loro, cioè, tu sei sempre stato, tra virgolette, fortunato ad avere impresari che realmente ti hanno aiutato, perché questa penso che sia forse la cosa più difficile. Io ho avuto Degli la impresari che ti fortuna, hanno sempre, sì. hanno sempre creduto in te. Io ho avuto la fortuna di conoscere manager veramente che hanno saputo fare, che fanno questo mestiere, non quei manager improvvisati. No, manager veri e difatti sono visti i risultati. Forse lì era tutto diverso, prima sei rimasto proprio con chi ha creduto in te sin dall'inizio, e sempre tali sono e tali restano. Sì, ma guarda, anche in Australia ci sono tantissimi manager, ma fanno questo mestiere. Fanno i manager, non vanno a fare, che te posso dire, un altro mestiere. Vivono di quello. E poi si inventano manager. No! Sono il loro, manager è sono il manager. Invece torniamo ai giorni d'oggi, perché purtroppo è rimasto pochissimo tempo e Io dobbiamo voglio salutare anche Salvatore Tolomeo, che è stato uno dei miei manager Certo. all'inizio, un grande della Sicilia. Siciliano, in questo caso. Stiamo parlando di un professionista. Ritorniamo invece ai giorni d'oggi, visto che abbiamo un po' raccontato, cioè se dovremmo raccontare tutta la vita artistica di Angelo Mauro non basterebbero nemmeno 24 ore. Abbiamo fatto un succhetto un pochino dell'inizio, ma torniamo ad oggi, perché oggi, tra ieri ed oggi, scusami, la musica è cambiata totalmente, ma nonostante la musica sia cambiata tantissimo, tu ti sei sempre adattato a tutti i vari cambiamenti, tant'è che oggi tra la mini gonna e TikTok continui ad essere acclamato, i tuoi brani continuano ad essere cantati, perché adesso questi che sono gli ultimi usciti hanno avuto un successo straordinario. Sì, Cioè tutti questi cambiamenti ed è giusto che sia così, perché la canzone non si deve fermare con Angelo Mauro o con altri cantanti, deve andare avanti. Però io sono sicuro che tornerà sempre che ritornerà di nuovo la canzone di una volta. E io condivido Perché il tuo oggi pensiero. non c'è più la canzone scritta con il cuore. La musica. Oggi sono tutto ritmo, tutto un genere. È Sta tutto. cambiando. Invece io me ne sto accorgendo non da ora, da un bel po' di tempo. E di questo è un vanto per i napoletani. Tu vedi i napoletani che cantano la canzone melodica e vanno. Sì. Perché il siciliano deve fare sempre Tunz. Perché forse nelle cose ci arriviamo dopo. Perché? Perché forse nelle cose ci arriviamo dopo. Ma io condivido il tuo pensiero, Angelo, che la musica classica sarà sempre lei a vincere e tornerà subito. Ultima domanda e poi salutiamo a tutti. Per tutti coloro che sono collegati su TikTok, rimanete lì perché adesso vi faremo un saluto speciale dopo la diretta. Cosa sta preparando di nuovo Angelo Mauro? E poi diamo la linea a Palermo. Sì, fra un mesetto penso c'è un brano nuovo molto ritmato e poi un brano dolcissimo d'amore. Bene. Se vogliamo salutare anche Palermo. Certo, adesso menzioniamo Salutiamo loro e anche ricordiamo Nino Marchi, tutto. la mia casa Certo, discografica, la Blue Music. Assolutamente sì. Io devo dire che quest'ora insieme è letteralmente volata, Bellissima, è passata bellissima. velocissimo ed è stato molto bello. Spero che ci saranno altre occasioni per chiacchierare insieme e raccontarci ancora, perché come ho detto prima nella vita artistica di Angelo Mauro c'è tanto altro da dire. Adesso siamo stati molto in aria, ecco, diciamo così.
Allora, noi adesso ci salutiamo con Fumo. Sì, mandate il video. Certo, però prima di salutare voglio ricordarvi che adesso ci sarà la diretta, daremo la linea allo studio di Bella Radio TV da Palermo. Salutiamo Ignazio Caracausi. Ciao Ignazio, e anche la moglie, a Laura Bologna e anche a Gioacchino Stassi. Gioacchino, che tu sei stato con loro sì, certo. nella prima puntata di quelli della Flash Music, e infatti proprio adesso ci sarà un'altra puntata di quelli della Flash Music. Che dici, salutiamo all'impiedi? Sì. Ragazzi, salutiamo all'impiedi. Grazie per questa opportunità. E cosa dire, Angelo, hai fatto la storia nel campo della musica napoletana, sono sicura che continuerai a scrivere la storia nel campo della musica, tante novità in arrivo, un grande artista, un grande nome, quello di Angelo Mauro, e noi ci salutiamo proprio con il brano che ha fatto la storia, quello che ha raccontato, è stato richiesto e continuerà ad essere sempre richiesto, che appunto è Fumo. Ok. Grazie, un Angelo. bacio, una buona serata, buon Grazie proseguimento. a tutti. Ciao. Ciao. E com'è triste notte perché solo questo rilogio non martella corpo e sto in pigiama dentro a quattro mura e tu lontano stai nel primo amore e mo' sei stata a questa scrivania come un romanzo sfoglio il mio passato e pensa